questo prodotto ha più filtri di ricerca rispetto ad altri, proprio perché il DOC è molto ricco di campi e di informazioni. Per esempio potete spesso capita nel fare una misura catastale da Sister che c'è un accatastamento e nelle note c'è scritto procedimento di cui al DM 701/94 con un numero che è il protocollo del DOC. Niente di più semplice, vi prendete quel numero, lo scrivete qui, fate cerca e vi vedete il DOC, sempre se potete scaricare. Chiaramente il DOC, questa storia del DOC online parte dal 2006, anzi i primi 10 mesi del 2006, almeno dalla mia parte non bisogna inchiedare, l'agenzia del territorio ha dato un CD per i primi 10 mesi del 2006 e poi è partita con i flussi mensili. Quindi qui dentro troverete questo. DOC fa più vecchi, non sono online. Tempo fa ricordo che si potevano chiedere all'agenzia del territorio, ora non so sinceramente com'è la situazione. Quindi se la misura catastale trovate un DOC del 2000, qui dentro non lo troverete mai, troverete DOC dal 1 gennaio 2006 in avanti. Il limite del DOC, secondo me, o meglio del sistema che è stato creato dall'agenzia del territorio, è che quello che ci danno è la presentazione fatta dal cittadino, dal tecnico precisamente, dove, come sapete, vi è la proposizione, la proposta di una rendita, di un accatastamento di una rendita. Poi cosa succede? Anche i DOC sono messi a disposizione dei comuni, non perché ci vogliono fare piacere, ma perché noi dovremmo, noi intendo in particolar modo l'ufficio urbanistico, l'ufficio tecnico, verificare se aiutare l'agenzia del territorio a validare o meno l'accatastamento, con le informazioni che sono in nostro possesso, le rimesse a costruire, tutto ciò che ha il mondo dell'ufficio tecnico. E che cosa fa l'agenzia del territorio? Ha un tempo di 12 mesi entro il quale deve confermare o meno l'accatastamento. Se per qualche motivo varia l'accatastamento, cioè non accetta la proposta del cittadino, il cittadino ha detto con il DOC che è una 2 di classe B, invece l'agenzia del territorio dice che è una 2 di classe 2, per esempio, tanto per dire, fa la notifica al contribuente, ma nel sistema implementato attualmente non lo vedete, cioè non ci sono dei flussi telematici rettificativi di DOC. Ci avete mai riflettuto su questo? Quindi io mi guardo il DOC, ok, è stato proposto una rendita di 100, però per sapere se è stata poi confermata o modificata devo per forza andare a assistere a fare la misura, e questo purtroppo secondo me è un limite informativo abbastanza pesante. Non credo ci sia tanto dal punto di vista informatico per creare un canale per eventuali variazioni. Non lo so, penso che non sia tanto difficile, però evidentemente o non ci hanno pensato che effettivamente è complicato. Non lo so. Magari prima di rendere disponibili potrebbero, come dire, aspettare questo tempo, poi una volta che lo rendono disponibile definitivo, cioè siamo a dire. Sì, perché sì, anche questo, magari tu lo notifichi al contribuente, mi dici in qualche modo guarda l'ho notificato perché poi il contribuente ti fa il corso, no? Ma se il contribuente ci sta, allora quella rete è definitiva e non è più buona quella che sta in questo doc. Il DOC fa il DOC, nel senso che quello è il documento che viene presentato dai tecnici, semmai dovrebbero renderci fruibili. Ci vorrebbe un nuovo flusso, chiamiamolo rettificativo di accatastamento, dove ci sono eventualmente delle, però non c'è. Possiamo quindi fare la ricerca del protocollo per denominazione dichiarante del codice fiscale, i classici campi. Qui abbiamo inserito il periodo di riferimento, visto che i flussi sono mensili, questa è una cosa per esempio interessante, i comuni più zelanti lo fanno, si scaricano mensilmente il flusso e poi nel corso del mese successivo si riguardano tutti. Quindi per esempio siamo a febbraio 2013, vado a guardare tutti i DOC fatti in gennaio 2013, clicco
escono e mi riguardo tutti e aggiorno le mie banche dati. Aggiornare la banca dati non vuol dire solo abilitarsi, vuol dire anche felice, e dopo fai ambivalente, no? Tipo di variazione, per esempio in quel mese voglio vedere tutte le costituzioni, tutte le soppressioni, c'era il collega ieri di Tropea che diceva io rischio di avere dei duplicati nella mia banca dati. E allora mette di c'è una tecnica, no? Di lavoro, ogni mese mi vado a vedere tutte le soppressioni per vedere la mia banca dati dove sta ed eventualmente apportare delle modifiche. Oppure volete vedere tutte le nuove costituzioni, oppure non volete vedere tutto, allora